sito una cacca vuol dire che... Sbagliato. Oh, questo è un zainetto bello. No. C'è sì. Il camero guarda. Casa. Da mangiare a me serviva. Caricatore SG. Scrina. Per buio non si capisce niente. Cazzo dura. Buio si è fatto. Facciamo un cazzo. Facciamo la tosse. Magari. C'è un qualche morto da qualche parte. Ecco. Cazzo addosso. Era da 42 come il mio. Sa che aiuta. Non pure forse c'ho bello, sai? Vado, il mio. Vado, quindi cazzo adesso. La gonna e jeans ci sta per meglio. Giacca della tuta, oh! Aspetta, minchia, le mie cose stavo lasciando qua. Oh, perfetto. So, guarda, guarda. Tutto in tinta. Vado. Giocare, vai, tutto in tinta allora. Lo fa cambiare così, se lo butto qua così. Stare qui a terra. Oh. Eh, Guarda c'è. Oddio. Guarda seccata, buona magari. La mangiamo. Comincia a fare giorno forse, dai. Pescato che è buono. Mangiamo subito. Andiamo su.
No, sono su Cernarus, però da PC Predator, sto facendo l'ufficiale di ieri, sto continuando ancora qua con la ragazza, avevo trovato la ragazza, la biondina, e sto continuando, così un'oretta poi devo andare al lavoro. La fontana buona, se non mi accoppano è buona. Facciamo seguire. Pure l'acqua, mi fa venire lo stomaco pieno. Là c'è la clinica, magari trovo delle pillole per il raffreddore. Sì, sì, ufficiale, ufficiale. Niente mod, il loot, quello giusto. Vanilla, va. Per come è stato pensato e sviluppato dagli sviluppatori. Stasera, Predator. Stasera. Alle 5 vado al lavoro. Sento passi. Ah, lo zombie, ok. Basta, c'è lo zombie. Chi è sto coso? Lo zombie medico, ah, perché c'è la clinica che mi serve la tetraciclina. Ragazzi di raffreddore. Niente addosso, vabbè. Altro che dal buio non vedo un cazzo. Dove sta muoio? Voglio giocare senza HUD, però che lo posso nel caso abilitare velocemente quando voglio. Perché senza HUD è un'altra cosa, proprio è immerso. Ah, devo cambiare anche questa cosa qua. Mi devo mettere un tasto qua. Ah, anche per lo zoom, vero? Ecco cosa dovevo cambiare per lo zoom. Cos'è? Questo era per correre, devo cambiare lo zoom. Mi piace il tasto questo per lo zoom. Poi c'è... non ci posso arrivare, cazzo, non apre qua, dall'altro lato. Non apre. Così a destra. C'è un cazzo qua dentro, apri sta merda. Una piglia, raga, che buona. Ok, ciuccia maneuver. Oh, ce n'è uno, mi sa. Ciao, sensei. Ho sentito uno. Ciuccia man. Mi fate il piacere, mi dite se la cuffia scoppietta come quando giochiamo su Xbox o meno? C'è qualcuno. Qua dentro c'è qualcuno. Che cazzo è che correva come faceva quel rumore? Lo zombie. Hello? Anyone inside? I'm friendly. Don't shoot. Don't hit me. Please. Dragone a finocchi, ma qua qualcuno? Non ci credo che non ci sta nessuno. Oh. Ah, che ho compresso il covo per purificare l'acqua. Oh, camicia da infermierina, forse ci sta, però vediamo. Guarda che bellina. La camicia, con la gonna jeans di sotto. Che non si vede più, però. Che so. Minchia, starnutisce, cazzo. Una scoppietta, allora è quella cavola di Xbox. Io comunque ho fatto il reso per le cuffie. Per questa qua PvP. Mi andavano benissimo, mi andavano. Però con 20 euro in più prendo quella Xbox. Siccome la mia... Cioè aveva un difettino, ma questa è quella di mio figlio comunque. Può darsi che il problema sia nella mia. Comunque per sicurezza l'ho rimandata indietro. E prendo con 15 euro in più prendo quella dell'Xbox originale. Anche per il fatto del pennino, siccome io la cuffia la sera me la porto a letto, me la porto al negozio dove c'ho tutte le Xbox, ogni volta mi devo portare appresso pure il cazzo di pennino. Sì, invece queste qua ufficiali di Microsoft si collegano via wifi, quindi non c'è bisogno del pennino. Mamma mia, non ho trovato la tetraciclina. Tetraciclina trovata. Vai. Andiamo dentro. Guarda che ci impasticchiamo subito. Porta qua la tetraciclina. È bellissimo un bar. Eia. Anche la mascherina c'ho. E allora. Prima mangia qualcosa.
stomaco vuoto, pigliare da antibiotico non va bene. Sì, server ufficiale su PC, Sensei. Allora io devo vedere se c'è il tasto rapido per togliere, per mettere e togliere l'HUD. Perché voglio giocare senza HUD tranne quando mi serve. Per un'immersività maggiore. Vediamo, mentre che sono qua. Aspetta, piglio d'antibiotico che mentre ti fa effetto. Ok, mangio di una pinnola. Bravissimo. Buttati a terra un secondo. Da qua. Comandi, scelta rapida. Vediamo se c'è HUD sì, HUD no. Da qua. Sole notturno, testo chat, cambio livello voce, no? Chat vocale, vabbè, ce l'abbiamo su. Modificatore scatto, modificatore accelerazione raio, questo non è rado, vabbè. Respiro, vabbè, gesti, qua c'è tutti sui tasti F. Giro a sinistra, accelera, freno, enda, slot rapido, scala marcia, menu radiale gesti, no? Attiva slot rapido, no? Attiva disattiva mira ADS, che cazzo significa? Ah, ok. No, non c'è HUD sì, HUD no, mi sa. Cioè lo devo togliere tutte le volte dalle opzioni, peccato, sta minchiata. Guarda no. Vedete, corpo a corpo, pesante, ah, ok. Azione ambiente, azione presente, azione successiva, ok. Lancia oggetto, oggetto via oggetto. Cambia prospettiva delle camere, V. Non c'è diverso, metti a fuoco con gli occhi, ah vabbè, quella sì. Ah, ecco, questo lo devo cambiare pure. Ok. Zoom avanti ottiche va bene, azzeramento visore notturno, modificatore visuale libero ok, livello voce per l'HUD, tasto rapido, non ce ne me lo devo creare forse. Vabbè. Ciao ciao sensei, a dopo. Poi, cosa ste medicine? No. Uscire, dov'è? Dico qua, cosa mai ce lo mettiamo in mano a mo' di intimidire, va, in poche parole. Porca. Oh, va. Cos'è? Un pomodoro secco? Buono magari. Buono pure. Anzi, devo portare quel cavolo di cibo a mela piena. Quindi, mettiamoci sempre qua in clinica. Dove cazzo è il pomodoro secco? Non l'ho preso il pomodoro secco. Dove minchia ho messo il pomodoro secco? Madonna, che bella chista. Cazzo l'ho messo il pomodoro secco, scusa. J scarpe. Intatte le mie. Intatte. Ah, mi sono in J scarpe a te. Tizio c'era il pomodoro secco qua, no? E qua. Non c'è più pomodoro secco. Vabbè. Sti cazzi. Culo. Come l'apriamo stamattina? C'ho un coltello, c'avevo. Ma manco il coltello c'ho, ma che. Ah. Con jeans, zaino. Cazzo è il mio. Ah, ecco, non era chiuso l'altro inventario, stavo impazzendo. Ma quanti sacchi c'ho di Yoda qua? No, uno butto, che minchia è fatto sta sacca. Combina. Aprilo. Già dirlo. Ok, mangiati anche sto bello pomodoro salato. Oh, è passato il raffreddore, buono. Buono, buono. Mangiati anche il pomodoro salato che ti fa venire la mela piena. Ciao Manuel. Provincia di Siracusa, un bar.
Sto qua prima terza persona di mettere. Adesso posso mettere qua al centro, non è un problema tanto. Minchia, quando passa sto scuro però, ragazzi. Guarda. Minchia, non ci c'è uno un altro. Tanta sangue, Dio Cristo, tanta sangue. Cazzo, me ne... Sì, scuro, si dice, però è una cosa pesante quando passa. Dai, Vittoria si impara, piacere. Ah, non so ce ne sogno impara, sono al buio. È una run che ho iniziato ieri sugli ufficiali. Era tanto che non giocavo da PC, ci sto giocando da console ultimamente. Per combinazione, che cazzo mi serve però? Quello che non so, sui vanilla, ma è possibile costruire, non essendoci la mod base building, non si può costruire niente. Allora, vediamo dove siamo. Qua c'è le tabelle. A cambio uovo, no, sono a sud. A sud sono, a cambio uovo sono. No, fammi dare a tornare bella. Cambio uovo a 3 km. Può darsi allora. È un buio, non ci capisci un cavolo. Sono a sud di Berezino allora. Sì, c'avevi ragione, in poi. Siamo a Berezino, ma. Compa, ti evito, come dire, dopo 8 anni che gioco a DZ, ora perché non gli ho riconosciuto subito Sorcinski, come cavolo si chiama. 8 anni, lo comprai in Early Access quando uscì, al secondo giorno. Ah, non ci giocavo da un po', l'ho ripreso su console perché ci giocavo degli amici, era sul pass. E disse, vogliamo giocare a DZ? Disse, ma siete sicuri, picciotte, che volete giocare a DZ? E ci vogliamo giocare a DZ, adesso sono un paio di mesi così, che i ragazzi partivano da zero direttamente. E giochiamo assieme. Sì, ci sono notti anche più buie, assolutamente. Tu giochi ufficiali o moddati? Oh, gioia. Buono turno. Sì, un erbivoro. Eh sì, ma io penso che sia un animale che non lo so. A papà, non c'è bisogno di fare così però. Non è che devi vincere la Coppa del Mondo. Niente fa. Non lo prende questo. A papà, non mangia un altro animale. Altri animali, erbivoro. Ah, tu dici un animale specifico? Ah, beh, questo è vero. Non mangia gli altri animali. Erbivoro. Un erbivoro non mangia gli altri. Qualsiasi tipo di erbivoro non mangia gli altri animali. Moddati, ma su console, se su PS o su Xbox. Noi giochiamo da Xbox. Io ho sempre giocato da PC ufficiali. Ora, da quando ho cominciato a giocare su Xbox, abbiamo fatto qualche server community. È molto difficile fare roleplay su console. A meno che non vai proprio su un server roleplay dove si fa solo quello. Xbox One? Ah, quindi sei sulla nostra stessa piattaforma, vai. Se vuoi ti giro il Discord. Noi siamo con la Serie S però.
Considera che non giocavo da almeno un anno e mezzo a DayZ, avevo mollato da un po', ho giocato altri Survivor, ma abbiamo giocato tanto a Ark, abbiamo giocato tanto a Conan, Exiles, lo prendevo da un bel po' in mano. Su Serie S mi ha piacevolmente stupito perché pur avendo dei dettagli grafici magari più bassi del PC, però gira a 60 fps granitici, non cala mai, non cala, e mi ha stupito sta cosa. Su Serie S parlo, senza l'ottimizzazione peraltro, potrebbero ottimizzare, se lo ottimizzassero. E quindi siamo un gruppetto, diciamo, di amici. Se vuoi ti posso dare l'accesso al Discord, almeno insomma ci si trova tutti lì. Fai il meccanico? Ah, cazzo. Mangiate questo pomodorino, guarda, dove lo trovi? Questa cosa là. Ti mangi un bello pomodorino, dove lo trovi? Ah, vabbè, se sei a posto neanche a dartelo, allora. Manuel, se non te ne fai niente. Probabilmente avrai il tuo gruppo, i tuoi amici e quant'altro, figurati, io capisco. Tende militari, di solito non si trova una minchia. Ah, vabbè, proviamo. Accetta, che prendi? Cerase, vieni. Dobbiamo togliere questo schifo qua. Cos'è questo schifo? Mi di zucca, ma che minchia, ma quanti. Sì, sì, anche noi, ma infatti ti dicevo accesso a Discord, magari in game poi non ci cagavamo perché ognuno ha le proprie basi, ognuno ha le proprie cose. Però abbiamo sta piccola community su Discord, dove io comunque ho fatto delle sezioni con i video tutorial, insomma, per la gente alle prime armi che non ha giocato mai, per dargli anche un minimo di indicazioni, diciamo, no? Infatti accesso al campo base non ne avresti avuto comunque, solo a Discord. Non ti chiedo il nome del server, però ti chiedo se siete su un server italiano o su un server straniero. Italiano. E vabbè, 2-3 sono quelli famosi italiani. No, noi siamo su server internazionale, europeo. 30 persone in un solo team o in tutto il server? Ah, in tutto il server, ok. Pensavo il tuo clan tipo. In game. Mica 30 persone in game, mezzo server. Ok, ok. Ah, questi sono server da 50, quelli che facciamo noi. Anche 70 a volte. Voglio buttare qualcosina, va. Ah, sei da solo, non sei in clan.
Poi considera giochiamo tutti i giorni dalle 4, qualcuno si spara anche 6-8 ore. Tutti i giorni al giorno. Ah, Dio Cristo. Ristorante. Entra al ristorante per cercare cibo. Se trovasse mai qualcosa da mangiare dentro il ristorante, oh, mai. C'è una gallina. Ah, mangio crudo. C'è anche un morto qua vicino, mi sa, sento mosche. Quello dove è morto. Buona questa, ma la piglio. Oh, luce chimica ma la piglio pure. Sentito qualcuno. Non ho armi io, posso fare la finta. Guardate come sono. Aspetta, ma queste mi sa che sono meglio, quindi fai così va. Posso fare la finta che sono armato. Non sono armato. Faccio il meccanico, faccio il bianco 8 ore al giorno gioco. 2160 ore di gioco in 6 mesi. Minchia, ti ci sei intrippato malamente. Che è quello che fa questo gioco comunque. Ah, qua hanno acceso il fuoco, qua hanno mangiato, qua c'è stato il buldorino. Diciamo che è quello che succede quando ti intrippi questo gioco. Restart. O lo ami e ci giochi dalla mattina alla sera alla follia. O lo odi. Ah, cos'è sto cazzo di running simulator di merda? Lo mandi a fare un culo. Non ci sono altre vie, ecco. Na, 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 na. Poi non lo so, in inglese mi viene meglio a fare roleplaying. In italiano, boh, non lo so, pur essendo la mia lingua e non parlando benissimo l'inglese, mi immedesimo di più a fare roleplaying in inglese che in italiano. Infatti ieri tipo la prima partita che ho fatto su ufficiale ho giocato un'ora, non ho sparato manco un colpo, stavo per morire di fame, però ho beccato 2 o 3 giocatori diversi con cui abbiamo fatto roleplaying nel modo più naturale possibile e mi sono divertito un'ora comunque, perché anche l'interazione sociale comunque è divertente. Xbox c'ha un problema, che secondo me limita di molto una parte del gameplay di DayZ, che è l'interazione sociale. Perché se tu stai in gruppo con gente e devi parlare in game, anche se schiacci il bottone per aprire il microfono, non si sente, tu non senti loro non sentono te. Quindi devi andare sul gruppo e cambiare da chat di gioco, da chat di gruppo a chat di gioco, e solo dopo puoi parlare. Questo si traduce nel fatto che spesso e volentieri, passo un po' la musica, si traduce nel fatto che spesso e volentieri non si riesce a fare interazione sui server su Xbox, perché prima di parlare con una persona devi fare quel movimento lì, sono 3 tasti, e in quel tempo lì può succedere di tutto. Quindi l'interazione sociale in questo modo è praticamente tagliata fuori. Ma non è solo una rottura di coglioni, è una parte di gameplay che alla fine ti viene a mancare. Per aprire il microfono deve succedere qualcosa di troppo particolare, se no non lo apri e basta. Invece qua è un attimo, stai giocando, pam, schiacci, ci puoi parlare subito con un tasto. Oppure si potrebbe giocare tutti in chat vocale, quella di gioco, diciamo, no? Però qual è il problema? Che non la puoi tenere sempre aperta. Mentre su PC puoi fare sia il push to talk che tenerla aperta, sia da tastiera che da joypad, peraltro lo stesso comando da joypad, da Xbox non funziona, devi tenere schiacciato. Poi lo dimentichi e ti metti a parlare da solo e poi devi ripetere le cose. Peccato per sta cosa qua. Io, se facessero mai un'ottimizzazione per Series S barra X, spero tanto che a parte la parte grafica, vanno a sistemare queste 2 minchiate. Perché è veramente una parte importante di divertimento e di gameplay che viene a mancare.
Che sono 3 linee di codice per fare sta minchiata qua, perché non la fanno non lo capisco. 3 linee di codice sono, non è che so cosa per che cosa. Devo abbassare poi un po' l'audio, la musica del gioco, devo abbassare. Dai, bug, ok, ogni tanto crasha, sì, sì, sì. Ma a quello, chi conosce DayZ dalla nascita ci è abituato, cioè quello non è niente. La minchiata che ogni tanto crasha non è niente in confronto a 5, 6, 7 anni fa. Mamma mia. Cioè, allora morivi, dico una cosa stupida, ok, ma per farti capire, morivi perché ancora non avevano implementato il tasto per mangiare, per dire. Trovavi il mangiare ma non potevi mangiare. Tipo, c'erano tante mancanze, tanti bug, appunto, ti moriva il personaggio senza motivo. A voglia, che schifo. Però aveva già il suo fascino il gioco, già allora. Sì, se sei con la macchina è una rottura di coglioni, assolutamente sì. Quando crasha che sei in macchina è bruttissimo. Sì, lo potrebbero sicuramente rifinire e non di poco su Xbox. Vabbè, ma gli sviluppatori sono boh, storicamente lenti su sto gioco, mettiamola così. Oh, non sarà buissimo come intensità del buio, ma sta durando tantissimo però, cazzo. E praticamente se gioco su questo ufficiale, perché volta scorsa, quando stavo ieri, così ho giocato allo stesso orario, ho dovuto giocare al buio. Oh, c'è una bevuta? Una coppa, che mi chiedevo fare la coppa. Che ha bandana, c'è sotto. Stai che la mette? Sì, al posto del cappello. Però il cappellino mi piaceva di più. Sì, preferisco il cappellino, assolutamente. No, ma dove via? Sì, sì, vabbè, ci passi sopra a quelle minchiate, figuri. Il gioco è bello. Invece stavolta non ho incontrato nessuno. Un quarto d'ora vado al lavoro. Vabbè, ora poi mi collego da Xbox più tardi. Ok, non sento un cazzo. Ok. Gioia, c'hai freddo, ma che devi fare? Sì, che cosci fuori, sì. Proiettili, 380 cp, che montava questa, non mi ricordo. Oh, 380 cp, buono. Oh, senza caricatore, ma questo è il caricatore, questo cosa, la 70. Bene, va bene. Poi vabbè, non parliamo della gestione dell'inventario, ok? Che sì, ho imparato tutte le combinazioni ormai col pad, no? Sono velocissimo anche lì, però poi c'è da farsi venire la tendinite. Proprio c'è da farsi venire la tendinite. L'unica cosa che mi manca. Io streamo sempre. Ultimamente ho ripreso di nuovo a streamare. Streamavo prima, un po' di anni fa. Diciamo che lo facevo su base regolare. Insomma, avevo un seguito e tutte ste cazzate. Poi ho lasciato perdere. Lavoro, cazzate, cose. Ora, da quando ho ripreso DayZ, diciamo che se gioco, streamo sia da Xbox che da PC. Lascia pure un follow se vuoi. Se non ha lasciato già. Così quando stream almeno lo sai. Ma che sta pera che è rovinata? Ma vaffanculo, va. Allora, se tu porti. Ah, perché già il colpo in canna ce l'ha, fammi capire. Ha già il colpo in canna? Perché allora non mi ha sparato allora? Non lo vedo il colpo in canna. Okay. Okay. Well, thank Gioia. you. Okay. Bye bye. Ah? Uscia. Tra un po', Gioia, fammi finire. Sì, l'inventario PC, mouse e tastiera non pare. Vuoi mettere? Dai, cerca. Pam 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 pam. Ta 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 ta. Gioia, chiudi che già fa un freddo. Dai, che c'è? Manca. Daisy c'è il Covid. Sì. Beh, c'è un virus su DayZ, papà. C'è il Covid.
Ah, ma ne ho due pistole. Ecco perché non capivo. Ah, e qua c'è, devo scarrellare, però non so su PC qual è il tasto per scarrellare. Questo è il problema. Vediamo. Scarrella, non mi scarrella. Questo è del colpo. Devo vedere qual è il tasto, non mi ricordo. No, 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 l'inventario è su Xbox è una rottura. Qua è un sogno l'inventario. Guarda che c'è qua, prendi la bottiglia, la porti di qua, la porti di là con una sola mano, che puoi mettere così, la puoi mettere colà. Io lì ho imparato su come cavolo si chiama. Su Xbox, però la comodità che c'hai per l'inventario, ma manco della mira mi lamento tanto, ok? Ma per l'inventario proprio mi manca il mouse. Io farei un'opzione, farei fare allora un'opzione per cui il mouse dovrebbe essere compatibile anche in quei server dove il mouse non è abilitato, però per la sola gestione dell'inventario, perché anche qua su PC, guarda che le fasi di esplorazione se posso me le faccio col joypad. E poi le fasi di, che ne so, di PvP, di mira o di gestione dell'inventario me le faccio col mouse. Se tu giocassi da PC cominceresti a farci caso, stai tranquillo, la differenza è tanta, la comodità, la velocità è veramente assurda. In confronto da Xbox, ma di meglio non potevano fare, non è che è una critica nei loro confronti, anzi io gli faccio i complimenti per come siano riusciti a gestire bene il tutto con la combinazione di tasti, perché veramente quando si parlava ai primi tempi di DayZ su PC, a parte che era una bestemmia perché era pesantissimo, non girava bene manco sui PC quelli potenti, figurati delle console. Ma poi soprattutto per la gestione di inventario e tutte queste robe qua, dice, ma come dovresti fare col joypad? E si sono inventati, vedi, queste combinazioni di tasti che alla fine funzionano. Caban, c'ho molti più posti del vestitino. Abito con colletto, anche se questo è il mio personaggio. E poi questo sarà sicuramente più caldo, meno freddo. Ah. Ah, devo andare a vedere ancora come si fa la scarrellata. Altra. Ma è sempre questa. Ma allora perché me la dà sia qua che qua, scusa? Vabbè dai, mettici sto caricatore, faccio un caricatore alla via. Ho 4 colpi, c'è il caricatore. Perché è comodo, non pare, è troppo comodo. Troppo comodo, cioè, ma manco paragonici. Poi a volte quando scrolli verso sotto, per dire su Xbox, il menu si confonde, il quadrato è sotto e tu non lo vedi e continui a scrollare. Questa cosa mi fa girare palle, tipo. Però, ripeto, hanno fatto un miracolo, un vero e proprio miracolo. Miracolo, veramente. A farlo girare su console. Sia a livello grafico, sia a livello di... come dire, di gestione dell'inventario. Oh, ma come si fa a scarrellata? Mi spieghi? Andiamo su opzione, mamma, caputo. Vede che tanto che non gioco da PC. Sono carica meccanismo, arma da fuoco. R. Ho capito, non carica sto cazzo carica. Ah, devo tenere premuto? Ah, è incastrata. È incastrata. Per questo non mi sparava più. Per esempio sul server community dove siamo stati, dove siamo di solito noi, sta cosa dell'incastro delle armi non c'è, che l'arma si incastra quando poi è molto danneggiata. Ok, dai. Dai che comincia ad albeggiare. Beh, su Xbox si fa col giallo, no? Adesso sono full mouse e tastiera, non ho preso il joypad. Gini che c'è? Niente. Poi per esempio quando gioco da Xbox sulla TV 40 pollici non mi piace tanto la prima persona. Cioè la utilizzo solo per determinate cose, diciamo, no? Quando invece gioco da PC che c'ho uno schermo 24-27 pollici, mi piace molto la prima persona invece. Vado a capire.
Vabbè, sta stronzo, che bug, sente solo il rumore qua. Il cane scappare. Buonissima questa, gioia mia. Bello. Quanti anni c'hai, Manuel? Macete, buono. Zombie? Sì. E qua che t'ammazzo. C'è il tuo cuore papà da scippare. Vieni, vieni, non ti preoccupare, fatti avanti. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Dove film? Headshot. Ci sta niente, ci sta nessuno. Non c'è un cazzo. Il cambio visuale me lo devo mettere sul mouse. Comunque, a parte lo zoom e la corsa. Poi non riesco a giocare in prima persona, dopo un po' di ore mi viene da vomitare. 40 anni, siamo coetanei, Manuel. Siamo coetanei. Anzi, se fai come me, che ne hai 39 e ti dai l'anno in più, siamo coetanei. Solo sei più grande di me di un anno. Coetanei siamo. Questa è la fontana di prima. C'era qua dentro, aspetta, no, c'era un caricatore. Sembra la pistola mia, va bene. 80, 40 e 40, certo. No, nessun orto devo fare. C'è qua? Corretto, già grazie, che entriamone. Poi senza HUD è ancora più immersivo, però devo trovare il tasto per abilitarlo e disabilitarlo all'occorrenza. Perché a me piace anche senza HUD, se devo dire la verità. Gioco. HUD disabilitato. Oddio, non è che non lo vedi. Vedi? Cioè non ti dice apri qua, fai qua, no. Ci devi dare tuo intuito. Capito? Vabbè, ormai che noi conosciamo il gioco, ce lo possiamo anche accollare senza HUD. E poi magari se fai così vedi l'energia, vedi tutto quanto, ok? Ti rimane solo la scelta delle armi lì in basso, come HUD. No, andiamo dalla strada che poi ne perdiamo. Ah, sei dell'80, sei dell'81. Zombie. Minchia. Da quant'è che giochi? Da 6 mesi mi avevi detto, eh. Cosa? Rotten? Sì, marcio. Già una minchia, a patto zaino. Quello che abbiamo, mi cacciavo cesso. Che c'ho cesso? Che è sta cosa in terra? Ah, un coltello, ma già c'era un coltello se non sbaglio. Se c'è di un macete, che spacchio me ne faccio di un altro coltello? Tanto video che trasformo in town. Abbiamo qua. L'unica cosa che non so, infatti devo andare a vedere, se sui vanilla, sui server ufficiali diciamo, è possibile costruire qualcosa o se c'è per forza bisogno della mod per costruire, quindi sui vanilla non si può fare. Devo capire sta cosa. Ciao Giuseppe! Ed è scritto nel titolo, Giuseppe, simulazione di Apocalisse Zombie. Apocalisse Zombie simulata, o camminchiata del genere c'è scritto. Si chiama Daisy. Wow. Ok.
l'acqua. Dove la mettiamo? Oh, ma già c'era una. A parte che si è vista a disinfettare. E c'è di ok, spacchim. Allora, facciamo una cosa. Quindi potremmo combinare tutte le bottiglie, vero? Scambia. Se può trapassare. No, 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 fermo, 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 fermo. Non mi pare niente. Aspetta. Aspetta. Ed è qua che mi serve l'HUD, per esempio. Ok. No. Aspetta. Passa a travasa o versa. Travasa, tenendo premuto, ok? Dai, imparo, ti devo lasciare per devo uscire, ci rivediamo. Ciao, ciao Manuel, mi ha fatto piacere. Ciao, alla prossima. Allora, questa la buttiamo. Ci ho buttato. Ah, ok, quella G, vabbè. Questa è quella vuota, qua c'è quella piena. Quella piena, aggiungiamo che per depurare. Ok, abbiamo l'acqua depurata. Che è questa. Siamo qua e proseguiamo. Oh, finalmente ha fatto il giorno. Quindi dalle 3:30 alle 4:30 praticamente è buio. Ancora. Proprio quando gioco il pomeriggio. Minchia, qua hanno sacrificato qualcuno. Questa è carne umana. Sembra tipo dei mini uomini. Non so perché. Cosa cazzo, minchia, che tono, porca. Vabbè, vabbè, il lardo. Lardo. Da nessuna parte. Per buttare sto sacco che non mi serve un cazzo per adesso. Oddio, ma questo coppellino di merda, mi serve niente meglio il sacco a sto punto. 3 slot qua. La prendo per necessità, cioè nel senso non si sa mai. Casomai mi mangiare la carne con cristiana, ma che fa? Ma qua abbiamo una gattina. Abbiamo qua, ce la mangiamo. Ce l'ho anche qua con zoom, perfetto. You make me come, yeah, yeah. Questo è sempre 3. Hai ragione. Questo mi qua. Riusciamo a metterla. Ma 3 sono tante, non mi rimane, manca uno spazio del cavolo. Niente, lasciala una, niente. VK18, ma sarà scarico. Abbiamo appena in spalla qua. VK43. Quest'altro. E beh, fucile da caccia. Che c'ho quel piccolo di merda che volendo lo posso pure dare. Oddio, mi ha fatto uccidere un sacco di zombie in effetti, in modo facile, veloce. Però questo se trovo i proiettili, non è male. Ho messo pure a piove. A posto sì. Andiamo. E che là, guarda come piove, che bello. Eh? Fanculo, di nuovo il virus, c'ho. Ma che virus ho preso, scusa? Che perché hai toccato sta carne schifosa? Dai, prendi le vitamine, dai, prendi l'antibiotico. Vuoi dire che sticchio la pupa? Ma tu minchia taglia la carne! Prima. Perché se tu minchia taglia la carne, e allora lo faccio vedere. Si scherza, Giuseppe. Vabbè, così che aspetta che lo faccio vedere. È una cosa che si vede. Forse così, vediamo. Un pezzo di culo si vede, dai, un pezzo di nata che ce ne esce, dai.
Ai, ai. Non si vede, guarda, cioè, io avevo i mutanne e i jeans, ma... Ai, ai. Che minchia, taglia a cane. Fake o non fake? Guarda, ficchi o non ficchi te? Troppo grosso. Può fuggire. Guarda te, ficchi o non ficchi? Già siamo anche, è enorme, non mai mette un culo. E tendere che sto capo a fangolo. Cosa ne pare? Yeah! Fake o non fake? Ma che ne so? Le 10:32, meglio che ne prepariamo. Meglio che a traballare, ma sai. Intanto piglio dalla pinnola. Non è solo di pinnola a casa, pinnola. La cosa campare. Ma questa... Se può essere, la pistola da... Ah, ho avuto gestione rapida, scambio. La pinnola va. Con questa pioggia, e visto che io devo andare comunque al lavoro, mi sa che stacco qua. Poche interazioni oggi, però non ho trovato nessuno oggi. Ieri era pieno a cambio uopo, mangia sornicchi, spacchi se siamo. E vabbè, piove, vediamo l'acqua, già che è raffreddata. Devo sapere perché avevo le DS. Niente, finiamo qua la giornata. Yeah! Fake o non fake? Yeah, vabbè. Guys, see you next time. Bye bye. Uè, fake o non fake?